Buongiorno a tutti, eccoci qua su Veneto Globe, siamo ritornati in trasmissione e oggi ho un ospite con me molto particolare che è il nostro sindaco di Conegliano, appena stato rieletto. Ciao Fabio, buongiorno, grazie per essere qua con noi. Ciao Valentina e buongiorno a tutti coloro che ci seguono da casa. Grazie. Diciamo che oggi è il 6 novembre, quindi patrono di Conegliano San Leonardo, quindi non potevamo non avere il nostro sindaco qua con noi come puntata d'apertura della trasmissione. Sono mancata un po' anche perché abbiamo avuto una bellissima campagna elettorale assieme e sono felice di esserti stata a fianco e di esserci sempre nella tua squadra e ti ringrazio ancora per avermi voluta in squadra. È stata un'esperienza ricca di emozioni e che ancora me le porto dentro e ce le portiamo dentro tutti quanti. Un bellissimo gruppo, Fabio ha scelto delle persone in gamba e che hanno tutte un obiettivo comune che è il bene della città di Conegliano, l'amore quindi per il territorio e l'umiltà e il coraggio di realizzare obiettivi e di far crescere e migliorare il nostro paese, insomma. E io vorrei dare la parola a te, Fabio. Grazie Valentina. Devo dire che un ringraziamento va anche agli altri candidati perché chiunque si candidi a fare sindaco della città di Conegliano vuol dire che comunque ha a cuore la propria città, ha un programma per la città, tutti i programmi legittimi, poi le elezioni sono così, cioè uno vince, oggi io sono sindaco di Conegliano, però ripeto, il mio ringraziamento va a tutti coloro che in questa campagna elettorale hanno portato idee, contenuti, proposte per Conegliano. Ci ritroveremo in consiglio, ci siamo già trovati nel primo consiglio comunale, ci ritroveremo nei prossimi, devo dire sempre con grande entusiasmo, con grande voglia di lavorare e con un'attenzione particolare a tutte le forze politiche, perché come ho detto Conegliano deve essere un laboratorio anche in questo senso, in cui non solo portiamo avanti il nostro programma, che è un programma chiaro e definito per la città, ma deve essere anche un luogo dove si ascoltano le opposizioni che si considerano comunque come contributi importanti. Cercheremo di fare questo in questi anni, soprattutto lavorare nella direzione della cultura, della valorizzazione del territorio. Noi siamo un territorio patrimonio dell'UNESCO dal 7 luglio 2019 e dobbiamo lavorare molto in questa direzione, dobbiamo fare un cambio di mentalità, capire che i turisti che arrivano sul nostro territorio si aspettano di trovare un territorio di eccellenza, con strutture di prim'ordine e soprattutto con un territorio fruibile con i mezzi green, cioè con la possibilità di girare con le biciclette elettriche piuttosto che a piedi, di visitare le nostre meravigliose colline e di visitare tutti i luoghi d'arte che abbiamo. Ne abbiamo tanti, probabilmente anche noi non li conosciamo così bene, per cui invito tutti i coneglianesi a fare un giro dal centro città, cioè dalla Sala dei Battuti, dal Duomo, dalla Casa del Cima, da Palazzo Sarcinelli fino a salire in Castello, ma anche per andare a vedere il convento di San Francesco e poi spostarsi fuori dove abbiamo dei bellissimi capitelli e delle bellissime chiese. Esatto, bravissimo Fabio. Poi parlando di Palazzo Sarcinelli, adesso sono in corso 2 mostre, una con Intarta che è appena stata inaugurata e che durerà fino al 21 novembre e poi c'è la mostra fotografica di Steve McCurry fino al 13 febbraio 2022, quindi avete un po' di arte da venire a visitare e vedere qua a Conegliano. E Fabio, volevo chiederti una cosa. Come ti è sembrato la tua impressione di essere ritornato nel tuo ufficio dopo tanto tempo? Beh, diciamo che Conegliano ha vissuto un commissariamento che è durato quasi un anno perché è iniziato il 6 novembre 2020, per un periodo molto lungo per una città delle dimensioni di Conegliano. Rientrare nel proprio ufficio ti dà quell'idea di avere tante cose da ultimare, tante cose da finire, tante proposte che in un anno ti sono venute in mente, tante idee per la città e diciamo siamo tornati a lavorare dal primo giorno. Però ci tengo a dire quello che ho detto prima, mi aspetto che una collaborazione importante arrivi anche dall'opposizione perché dobbiamo lavorare tutti assieme per il bene della città. Saranno 5 anni importanti in cui dovremo intercettare anche i fondi del PNRR, per cui grandi opportunità per la città di Conegliano, ma grandi opportunità nel momento in cui riusciremo a far diventare la città una grande comunità, per cui ci serve l'aiuto di tutti, anche dei singoli cittadini, perché la cittadinanza attiva è fondamentale, come abbiamo sempre detto, e se guardiamo il decoro, la pulizia, penso che questo deve partire soprattutto dai cittadini che devono farsi parte attiva. Esatto, e io sono felice di far parte della tua squadra, di esserci Fabio e contribuire come posso.
in base anche alla mia esperienza e imparare anche sempre di più con le persone attorno. Un saluto a proposito va anche a Bruno Zanette. Certo, che salutiamo Bruno che adesso non è qui con noi, però che ti ha sempre verrà accompagnato in questa avventura. Esatto, che io adesso comincerò a farla da sola. E che sono sicura ci sarà in altre situazioni, insomma è una persona che ha sempre dato una mano importante, Certo. anche a te, anche nella tua crescita personale. Diciamo insomma. che Bruno per me è stato come un papà. Sì. Un saluto affettuoso. Un bacione Bruno, a presto e ti avremo qua con noi. E io vorrei un attimo intanto lanciare la pubblicità, quindi non andate via e tornate subito, perché poi abbiamo un altro ospite in collegamento. Aspettate qui. Eccoci qua, siamo tornati e adesso vorrei annunciare un ospite speciale che adora il nostro territorio, la nostra arte, il nostro vino perché è un amante del prosecco. Lo conoscete perché sicuramente lo avrete visto in televisione. E abbiamo con noi il colonnello Mario Giuliazzi. Buongiorno Mario, buonasera. o buonasera come Buonasera, facevi Valentina. tu. Buonasera al vostro carissimo sindaco, che mi è piaciuto il suo questo parlare, dire dobbiamo coinvolgere anche l'opposizione. Adesso se mi consenti un minuto di non parlare di Veneto. Io apprezzo il Veneto perché non ho mai sentito diatribe feroci tra chi sta comanda nell'amministrazione pubblica e chi sta all'opposizione. In altre regioni e in altri comuni, ti giuro, mi vergogno di essere italiano nel sentire che non si parla di politica, ma ci si accusa a vicenda di tutto e di più. Quindi non sto citando questa o quella fazione, però nei Veneti riconosco questa capacità che ha avuto Zaia di fare meglio e di più di tutte le altre regioni, questa capacità dell'amministrazione locale, come il vostro carissimo sindaco, di dire se dobbiamo lavorare, lavoriamo insieme, non è perché abbiamo vinto l'elezione e non ascoltiamo i vostri suggerimenti. Mi piace il Veneto per questo, perché sa parlare e sa ascoltare. Buongiorno colonnello. Grazie di queste parole, fa un po' parte del DNA del Veneto quello di cercare di lavorare più che di discutere. Penso che questo sia uno dei motivi per cui si riesce a produrre tanto. Certo è più difficile oggi di quanto non fosse un tempo, ma noi ce la mettiamo tutta. Sì, sono d'accordo, ma apposta ho stimato il suo discorso, ma è che fa parte probabilmente della cultura veneta, cioè non è che lei è un'eccezione, no? Voglio dire, vedo che siete tutti così e mi fa piacere, quasi quasi trasferisco la mia residenza là, vedete. E la accoglieremo molto volentieri, anche perché quando si parla di cultura sicuramente lei potrebbe dare molto a queste città. Colonnello, cosa ci dice del meteo del fine settimana? Ha qualche previsione in settimana in arrivo? Quello che possiamo dire di novità in vista, magari visto che voi avete anche molta agricoltura, eccetera, attenzione alle prime gelate, perché tra il 12, intorno all'11 la mattina dell'11 di novembre, probabilmente ci sarà un'estesa gelata su tutto il nord, non forte, non parlo di 4-5 gradi sotto zero, intendo dire tra 0 gradi e meno 2 gradi. Però sarà la prima vera gelata perché abbraccerà quasi tutta la Val Padana, Veneto compreso,
tranne le coste ovviamente, e poi si ripeterà ancora il 12, quindi l'11 e il 12, attenzione, no? Quindi un avviso per gli agricoltori di tener conto, magari poi sbaglierò perché sto parlando di una previsione tra 10 giorni, però voglio dire, in genere io impiego 6 ore per fare una previsione a livello nazionale, quindi se mi sono sbilanciato evidentemente ci sono buone probabilità che questo possa avvenire. Grazie mille per le sue previsioni, Mario. Adesso io vorrei intanto Previsioni gelate, insomma. Io vorrei salutare Fabio, perché il nostro sindaco è di fretta e essendo adesso sindaco ha ancora più impegni, quindi lo lasciamo al suo lavoro. Buona giornata colonnello e grazie per l'attenzione che ha per il nostro territorio. Grazie a lei sindaco e complimenti e auguri per il suo mandato, perché sono certo dalle premesse che ho sentito che farà bene e sarà stimato, ne sono convinto. Prevedo Grazie che mille, sarà grazie così. per esserci stato, tanto noi ci vediamo. E arrivederci a tutti coloro che ascoltano da casa questa meravigliosa trasmissione. Grazie. Eccoci qua, siamo ritornati amici, abbiamo salutato il nostro sindaco che è andato a lavorare e giustamente adesso è tornato a guidare la città e noi siamo qui a sostenerlo. E ritorniamo in collegamento con il nostro amico colonnello Mario Giuliacci. Mario, ci sei? Sì, ci sono eccoti qua. Valentina, eccomi qua. Sono contenta che hai voluto partecipare a questa prima puntata e così hai conosciuto anche il nostro sindaco. Certo. Sì, e abbiamo parlato di... Prego? No, dico, ho avuto il piacere di conoscere e sentire la sua bella introduzione. Insomma, ho detto, mi è piaciuta, ma è quello che io mi aspettavo da un amministratore del Veneto, come ho detto prima. Non mi ripeto, ma insomma, ha tutta la mia stima. E poi oggi, essendo il 6 novembre, il patrono di Conegliano, San Leonardo, non poteva non esserci lui a fare da apripista. Sì, quindi... giustamente l'abbiamo chiamato qui e è stato un piacere. E niente, mi ha fatto piacere anche averti qui. Cosa potremmo parlare in più? Qua ho sentito che che ti rifornisci bene di prosecco, no Mario? Del nostro vinetto. Non ci crederai, ma io prendo, compro, diciamo, acquisto 120 bottiglie di prosecco, no? da un'azienda produttrice di San Donato di Piave, di cui per ovvi motivi di pubblicità non cito, ma certo. Quindi ovviamente non bevo 120 bottiglie di prosecco e già sono finiti tutti io, poi ho la famiglia di mio figlio e di mia figlia, ovviamente anche loro mi aiutano a svuotare le 120 bottiglie, ovviamente, non è che le bevo da solo, no? Sono innamorato del prosecco e so che ha avuto un boom quest'anno, no? Vero? A livello di esportazione, no? Sì. Sì. Quindi... ma quando verrai poi qua quando te lo faremo provare, quando verrai qui, qua da noi. Perché no? Ma guarda, adesso faccio una battuta, i meteorologi devono bere, poi il prosecco si beve bene, va giù bene, gradevole, perché devono bere il vino, gli alcolici, ma soprattutto il prosecco, perché il detto latino in vino veritas, cioè se vuoi che uno ti dica la verità, fuorché la verità lo fai bere e lui ti confessa tutto. Allora, voi volete da me previsioni veraci? Fatemi bere. Possibilmente prosecco, no? Cosa ne dici, Valentina? Assolutamente, concordo con te, assolutamente. Bene, là, come sono le vostre previsioni del tempo nella tua zona? Tu sei da Città della Pieve, se non sbaglio. Io sono umbro, sì, Città della Pieve è dove è nato il Perugino, tra l'altro. Io sono andata lì nel dicembre 2019.
Ho fatto un giro a Città Sì. della Pieve, perché ho soggiornato lì, a Bene, Cortona, bene. a Gubbio, ho fatto tutti i giri. Sì, sì. Beh, Città della Pieve in pratica confina con Chiusi Chianciano, che è già il senese, quindi la cultura di Città della Pieve non è non è tanto quella del Perugino, no? Voglio dire, ma piuttosto del senese, no? Quindi anche le tradizioni, eccetera, le tradizioni e le abitudini culinarie sono tutte legate al senese. Porto un esempio: io da piccolo stavo in campagna e mia mamma sotto Natale, per regalarmi qualche dolcino, perché loro non si acquistavano, li facevano le mamme a casa, e mi faceva da lei il cosiddetto pan pepato, che poi è diventato il panforte sapori, no? Ora, nella tradizione del Perugino, dell'area del Perugino, non c'è il panforte fa parte della tradizione culinaria senese, insomma, ecco. E anche un po' l'accento è quello un po' toscano, ecco, quindi, ma non è per questo che mi dissocio dal fatto di essere perugino, voglio dire, no, dico, il tipo di cultura caleggia da quelle parti è di questo tipo. Del resto Città della Pieve era stata sempre contesa a suon di battaglie, di guerre tra Perugia e Siena, insomma. Bene, bene, fa piacere. Bene, allora Mario, io ti saluto, ti ringrazio di essere stato in collegamento. Di nulla, ci sarò Ci quando vediamo vuoi, presto dai. perché tanto magari puoi torni sempre con noi, alla fine non è la prima volta che torni, quindi Ma volentieri, volentieri. è sempre un direi. piacere Poi magari la averti prossima volta ospite. possiamo parlare di come promette l'inverno, cosa ci promette di buono o di meno Esatto, buono. No? Va bene? esatto. Grazie, Allora, grazie a grazie, te. buona Mi saluta continuazione, anche Zanette. sarà E fatto, grazie saluterò per avermi Bruno, fatto conoscere il tuo sindaco. Grazie. è stato Un un caro piacere. saluto a te e a tutto il gruppo di conedianesi, va bene, di cui ormai io faccio parte, d'accordo? Eh sì, fai parte del Honoris nostro causa, gruppo. Honoris causa. Con piacere, Grazie, anzi, sono tutti contenti di averti nel gruppo. grazie. Grazie a Un caro te. saluto e una buona serata, grazie. Ciao, ciao Mario, Ciao, ciao. ciao Valentina, ciao. Eccoci tornati, abbiamo visto sia il nostro sindaco di Conegliano che il colonnello Mario Giuriacci che è tornato a trovarci. Grazie per essere stati con noi in questa prima puntata. Noi ci ritroveremo la prossima settimana con un ospite particolare, è un artista, si chiama Sandro Varagnolo e lo scoprirete stando qua con noi. Durante queste puntate vedrete un po' di tutto perché tratteremo arte, cultura, spettacolo, musica, tutto ciò che abbiamo fatto anche nella prima edizione, tutto nuovo e qua per voi come sempre su Veneto Globe. Ci vediamo la prossima settimana, grazie ancora, ciao a tutti!